Assessore Vito, European Green Belt, oggi qui a Trieste una riunione importante con tanti partecipanti stranieri, ciò significa che il progetto è condiviso a livello internazionale. Certo, dal 2014 la nostra regione fa parte di questa associazione europea della appunto European Green Belt, stiamo parlando di 24 paesi che si affacciano su quella che era la linea dell'ex Cortina di Ferro, quindi un luogo che chiaramente ha interessato anche il Friuli Venezia Giulia per 200 km e per un totale in tutta Europa di 12.500 km, quindi un territorio molto esteso che per i fatti della storia è stata una zona nella quale non sono state fatte scelte urbanistiche, scelte diciamo impattanti, e questa area, quindi fortemente presidiata però dall'uomo, di fatto è stata anche lo spazio in cui la natura e l'ambiente ha avuto modo di proliferare in maniera assolutamente spontanea e importante. Quindi quest'area, che appunto era un'area assolutamente di poco interesse per quanto riguarda lo sviluppo, invece ora diventa, da un punto di vista ambientale e di biodiversità, un patrimonio di ricchezza enorme. L'incontro di oggi è un passo in avanti molto interessante nell'ambito di questa network, di questa rete che la Regione Friuli Venezia Giulia per l'Italia sta portando avanti insieme agli altri stati aderenti, proprio affinché da un lavoro condiviso possa nascere anche un progetto europeo importante, solido, da presentare all'Europa per creare per questo territorio una grande opportunità di sviluppo in termini appunto anche di turismo e di sostenibilità ambientale. Presidente Jacob, da svantaggio a opportunità, questo è un po' l'esito di quello che è la European Green Belt, che ha riunito tantissimi paesi ad un tavolo e che oggi a Trieste qui sta discutendo il futuro. Sì, è quasi così evidente, come vedendo il disegno che riporta questa cintura, capire come e vedere come da una cintura di chiusura, da una cintura appunto, da una cortina di ferro, e quindi da un luogo di divisione, da un luogo, se vogliamo tra virgolette, inospitale, nel senso che non poteva contenere nulla che non fosse finalizzato al confronto duro che esisteva fra due blocchi, oggi diventa invece una grande opportunità nella logica dello sviluppo sostenibile, della compatibilità ambientale e dell'approccio nuovo che la nostra società ha verso questo tema. Quest'area, che era un'area appunto attraverso la quale, lungo la quale si creava divisione, oggi diventa un'area di unione, un'area nella quale si possono, come sono state messe in azione attività appunto pregiate dal punto di vista ambientale, dal punto di vista delle opportunità quindi di fruizione, di luoghi, di ambienti, di storia, di cultura, incrocio di identità, quindi una nuova fascia che sta nel mezzo dell'Europa e sta al centro di un'opportunità di condizioni di sviluppo che oggi sono assolutamente ricercate da un turismo nuovo che è quello sostenibile e ambientale, ma anche dalle forti opportunità che l'ambiente offre, perché in questa zona l'ambiente è stato sostanzialmente preservato. Quindi è, se vogliamo, un po' uno di questi eventi che la storia ci propone e che ci offre, da essere un luogo appunto nel quale sembrava doversi concentrare la sfida e concentrarsi il confronto duro, a oggi invece è un luogo dove nasce e si sviluppa un'opportunità.